una volta le vie di comunicazione che portavano le genti da una parte all'altra della Sardegna, quelle che portano verso le coste, è una grande montagna che va attraversata, perché al di là di quella montagna la costa del Tirreno. Una via di passaggio, genti che commerciano e un piccolo museo. Siamo ad Irgoli, conserva dei tesori preziosi dei quali ricostruiamo la storia di un territorio. Il Museo L'Antiquarium di Irgoli. Bentornati, Sardegna Archeologica, siamo ad Irgoli, parleremo di, eccola qua, parleremo di bronzo, di lavorazione del metallo, di fusioni e di molto altro ancora, perché c'era un grande artigianato legato, grande maestria legata dietro alla lavorazione del metallo. Francesco Carrera per la soprintendenza del Nord Sardegna, la chiamiamo così perché ha nomi difficilissimi, ormai con le riforme è quasi impossibile ricordare il nome per intero. Come si lavorava il bronzo, cosa produce, cosa l'archeologia ci dà testimonianza? Qui al Museo di Irgoli è rappresentata un po' tutta la produzione del bronzo antico. La Sardegna è una cerniera tra l'Oriente, che era il punto di maggior pregio di manifatture antiche, e con tutto il Mediterraneo occidentale. Questo si vede soprattutto in epoca nuragica, dove gli stessi nuragici riescono a sviluppare e migliorare ancora di più le tecniche di lavorazione, e vedremo dopo che in questo museo c'è un elemento unico, penso, in tutto il Mediterraneo occidentale e probabilmente anche in quello orientale. Intanto come funziona? Si partiva dalla materia prima, quindi un semilavorato, questo è rame, una pannella di rame, vi era anche un piccolo lingottino di stagno. Stagno e rame venivano fusi in una lega in percentuale, di solito 8% o qualcosa di più di stagno e il rame, veniva cotto in un crogiolo, e qui abbiamo uno dei pochi crogioli integri di tutta la Sardegna, o comunque in buono stato di conservazione. Una volta che... Cioè veniva fuso qui dentro? Veniva fuso dentro un forno, qua dentro. Sì, e poi riversato. E poi riversato, ora qui manca il versatoio, riversato all'interno di uno stampo. Solitamente lo stampo più noto già dal Neolitico è lo stampo in pietra, quindi in steatiti o pietre molto morbide, che venivano lavorate, scavate, per realizzare... Una specie di formina, insomma. Una formina, esattamente, una formina, la parte si chiama valva, e nella valva veniva colato il bronzo. Una volta raffreddato veniva estratto e si tirava fuori l'oggetto. Questo che cos'è? Questa è un'ascia, è un'ascia con margini rialzati. Potevano essere fatti molti oggetti, asce, martelli sono i più rappresentati, anche oggetti di uso quotidiano. Scavare chiaramente questi tipi di pietra richiedeva una perizia molto alta, che però si ritrova in tutte le parti del Tirreno. Questo ha più di una faccia, fra l'altro, cioè non si spreca nulla di questo. Assolutamente no, questo oggetto ha più facce. A seconda dei tipi di oggetti da fare si girava la faccia e si sceglieva multifunzione, lo il tipo di oggi. oggetto. Okay. Ce ne sono addirittura alcuni con martelli, altri con piccozze oppure asce, tutti assieme. A seconda dell'esigenza si girava. Chiaramente dopo un po' di usi questo si spaccava. Ma qui a Irgoli abbiamo un qualche cosa di più, una tecnica molto più raffinata e unica. Finora era conosciuta questa tecnica, che ora vi farò vedere, già dal II secolo a.C. A Irgoli invece l'abbiamo di XIII avanti. Caspita! Invece della pietra si utilizza la ceramica. La ceramica che ha delle particolarità. Ti fermo. Sì. Invece di come dire, riversare il materiale fuso su questa formina di pietra, la ceramica. La ceramica. La pietra è più difficile da lavorare, la ceramica
la puoi modellare? Si può modellare. In realtà la cosa è molto più complicata, perché una volta scoperto il tipo di impasto, cioè quindi la consistenza del tipo di ceramica che permetteva di lavorare a alte temperature, una volta capito quale non scoppiasse, perché il problema è quello, perché la terracotta è fatta di argilla. Di argilla. L'argilla lavorata, cotta a sua volta e dunque plasmabile. Ed è ottima perché con questa argilla si può anche imprimere una forma già pronta. Già pronta, cioè, se io, quindi va questo è un lavorata un po' meno dopo il materiale. Esattamente, no? Certo. È più complicato ma è più semplice. Perché? Perché se io ho già una spada, questo è un frammento di una spada che dovrebbe essere lunga 1,10 m, la imprimo su delle fette di argilla da una parte e dall'altra, in questo caso la schiaccio e così viene un sandwich, riapro, tolgo la spada già pronta, la richiudo e la faccio cuocere su un fornello in modo tale che la temperatura aumenti e quando verserò il bronzo che scenderà a circa 1100 gradi non scoppi. La colerò dall'alto, aspetterò il raffreddamento, poi romperò la matrice di argilla e tirerò fuori la spada. È una tecnica che si usa una sola volta, raffinatissima e si usa una sola volta. Questa tecnica permette anche particolari molto molto dettagliati, tanto che alcuni contraffattori di monete in epoca appunto romana utilizzavano matrici multiple per realizzare le monete false. Certo. Ed è quello che noi conosciamo come... I totò d'altri tempi. Sì, esattamente. E quindi sappiamo che qui ad Irgoli vi era un fabbro, un fonditore, che utilizzava questa tecnica. Perché diciamo questa? Perché trovare il pezzo di una matrice certo, potrebbe dire che magari è stata portata già pronta da Cipro o dal Levante, che erano appunto le zone dove la metallurgia era più alta. Lo sappiamo perché questi stampi dovevano essere cotti prima della colatura e questo stampo qui presenta una curvatura. Probabilmente il nostro fonditore, mentre aveva lasciato il nostro stampo a riscaldare per la colatura, è stato distratto da qualche cosa, l'ha lasciato un po' troppo e lo stampo si è piegato. Un errore di produzione. Un errore di produzione. Quindi una volta piegato lo stampo non hanno più potuto collare la spada e hanno buttato via tutto. E questo ci dimostra che l'artigiano di Irgoli aveva capacità tecniche decisamente molto evolute e che rivedremo fino anche al Medioevo. Poi questa tecnica sembra un po' scomparire, non si capisce bene che fine faccia e riaffiorerà ai tempi moderni. Oggi si usano gli stampi in silicone, ma il concetto è sempre lo stesso, cioè una tecnica di produzione molto molto avanzata. A cosa servivano queste asce così sottili? Spade. Così sottili, queste sono spade votive, appunto essendo molto sottili non potevano essere utilizzate, sono lunghe e sottili. Nonostante la nervatura centrale era impossibile brandirla, noi potremmo pensare ai moschettieri che hanno appunto lo spadino, ma è acciaio. No. Il bronzo non ha lo stesso comportamento dell'acciaio, quindi queste sono spade votive, venivano realizzate per poi essere probabilmente, ma lo sappiamo, piantate all'interno di santuari come offerta, quindi sono un simbolo, di solito piantate dentro una pietra con un incavo e il piombo è inserita in verticale, così sono state trovate durante gli scavi. Bene, una ragione in più per venire ad Irgoli, vi aspettiamo.